Finisce 3-3 il primo dei tanti spareggi per il secondo posto del girone F di seconda categoria che ci saranno da qui alla fine della stagione se l'Audax Algherese, ancora vincente ieri 2-1 contro il Cussassari, continuerà anche nel girone di ritorno a mantenere un ritmo troppo alto per le avversarie. Al campo di San Mauro il signor Merella segna ben 4 calci di rigore, 2 per parte. Se non è un record poco ci manca. Un pari che soddisfa maggiormente il Tissi, che inizia a farsi vedere con Michele Cucu, il cui destro non preoccupa comunque Cacace. Al 13° Gymnasium in vantaggio, Marungiu viene steso in area di rigore da Angelo Carta e per l'arbitro è calcio di rigore. Il replay effettivamente lo conferma. Batte Faedda che spiazza Manueli ed è 1-0 Gymnasium. Dopo il vantaggio i padroni di casa si abbassano troppo e il Tissi prende campo arrivando al pareggio al minuto 35, quando al termine di un'azione concitata nata su un calcio d'angolo di Michele Cucu, nella quale De Dola colpisce addirittura al palo, il signor Merella vede un mani in piena aria di Secchi ed è calcio di rigore. Della battuta si incarica il numero 10 Cucu che spiazza Cacace e pareggia i conti. La Gymnasium si riversa in avanti con determinazione e va vicino al secondo vantaggio con Gianfranco Mieli che su centro di Gallozza manda altissimo da ultima posizione. E in questo caso tutta la disperazione del numero 9 di casa. Gol sbagliato, gol subito, il discorso è sempre quello. E il 45° quando Pizzaro tenta la percussione sulla destra effettuando un tiro cross sul quale Cacace interviene ma non allontana definitivamente la minaccia. La palla resta lì e l'arbitro giudica falloso l'intervento di Scano sullo stesso Pizzalo, ma dal rallenti è evidente come sia il numero 6 ospite a cercare il contatto con il centrale biancazzurro. Dal dischetto ancora Cucu ed è 2-1. La ripresa si apre con il quarto e ultimo calcio di rigore della gara. Dopo un errato disimpegno di Antonello Marungiu, l'unico errore effettivamente della sua gara, Pulina viene steso da Fele all'interno dell'area di rigore. E il replay in questo caso evidenzia come la decisione del direttore di gara sia ineccepibile. Dal dischetto ancora Faedda ed è 2-2. Ecco la fotografia della gara difensiva del Tissi. L'ennesima incomprensione tra i centrali porta Micheli a crossare indisturbato per la testa di Pulina che però indirizza debolmente tra le braccia di Manueli. Il 3-2 per il Tissi arriva poco dopo e tutto parte da un lungo lancio del gigante di Usini. Secchi calcola male i tempi dell'intervento e tocca il pallone quanto basta per mettere Schirra nelle condizioni di prendere la mira e battere Cacace. 3-2. A questo punto sono i padroni di casa a commettere errori anche in fase di disimpegno. In questo caso invece da un lungo lancio di Marungiu, Palmas riesce ad addomesticare un pallone difficile e cercare l'angolino basso, ma Cacace apre la manona e soffoca l'urlo del bomber. L'azione prosegue e prima Schirra, poi lo stesso Palmas non riescono a buttare il pallone in fondo al sacco. Gol sbagliato, gol subito, anche in questo caso si ripete. Marungiu detta il passaggio in profondità a Porcu, che aveva intercettato un disimpegno di Fele, che lo serve in verticale e batte con la punta del piede sinistro Giovanni Manueli. Dal replay si evidenzia anche la posizione regolare, millimetrica, del numero 11 di casa, che è arrivato con questo al 7° gol in campionato. Entra in campo anche l'ex giallo-blu William Mandas, che si rende subito protagonista servendo allo stesso Marungiu un bel pallone che il numero 11 indirizza sulla traversa. E poi ancora sfiorando la rete con un pregevole stacco aereo nel quale non riesce a indirizzare il pallone nello specchio della porta. Ultime 2 occasioni sono per il Tissi. Prima Palmas chiede il terzo calcio di rigore per un presunto mano in aria di Loriga. Poi, nell'ultima azione della gara, Porcu rischia di rovinare i suoi splendidi 30 minuti con una deviazione che fa secco Cacace. Ma per sua fortuna e della Gymnasium, il gioco era stato fermato un attimo prima per un fallo di Schirra.